Bene, amici del podismo e della corsa, ben ritrovati. Oggi siamo qua sul Monte di Buia per parlare dell'ultimo capitolo di Coppa Friuli, di questa bellissima edizione 2011 di Coppa Friuli. Oggi siamo alle premiazioni, quindi un momento importante, un momento in cui ci si ritrova tutti noi che abbiamo partecipato a questa bellissima manifestazione per celebrare ufficialmente i vincitori e tirare un po' le somme di questa manifestazione. Bellissima edizione, quella del 2011, chi ci ha seguito durante tutte le nostre tappe con i nostri video, è stata una bella edizione partecipata, bellissimi percorsi, tanti rinnovati, quindi sicuramente tutti quanti saranno soddisfatti. L'organizzazione è stata ottima in tutte le tappe, dobbiamo dire che è stata veramente ben organizzata. Possiamo dire che anche quest'anno c'è stato dominio dell'atletica buia sia in campo maschile che in campo femminile, direi che ha dominato anche questa edizione con tutti i loro validissimi atleti, poi anche belle prestazioni della Atletica San Martino, Cop Casarsa, Natisone, insomma tutte le squadre che ormai conoscete, che sono sempre protagoniste. Sono state anche di questa edizione. Quindi cosa possiamo dire? Adesso ci ritroveremo dentro nel locale dove fanno la manifestazione, la premiazione, e magari andremo a caccia di qualche voce, di qualche protagonista per farsi raccontare un attimino le loro impressioni, per come ho detto prima, tirare le somme e sentire un po' le loro impressioni. Prima di chiudere però un po' di piccolo campanilismo, diciamo che anche la nostra squadra, il gruppo Marciatori Udinesi, si è ben difesa sia in campo maschile che in campo femminile. Siamo riusciti a stare entro le prime 10, quindi a onor del vero, insomma, una bella soddisfazione anche per noi. Ci troviamo dentro fra poco. Ecco, siamo qua con Carlo Spinelli, che tutti conoscete, insomma anche quest'anno è stato grande protagonista insieme a tutta l'atletica buia. Quante edizioni hai corso già tu di Coppa Friuli? Questo è il terzo anno, ho saltato solamente il secondo anno perché ho puntato a Coppa Pordenone e Coppa Trieste, che frequentavo entrambe, le ho vinte tutte e due quell'anno lì, privilegiando appunto queste due edizioni qua. E niente, le ho fatte tre, le ho vinte tre. Quindi direi che ha fatto la tripletta. Quest'anno è andata bene, mi pare sei soddisfatto, insomma hai fatto sempre delle belle prove, le hai vinte, a parte quella di Udine mi pare le hai vinte tutte, globalmente è andata bene? Molto bene, siete appunto tranne quella di Udine, che è arrivato davanti a me l'austriaco Gernot Hammer, per il resto le ho vinte tutte, è andata bene. Quindi qual è stata quella, diciamo, che hai corso meglio, ti sei divertito di più, secondo te espresso meglio tutta, insomma, la tua classe, la tua bravura che conosciamo? Quella di Cividale e anche quella di Tricesimo. Sono due belle gare quelle lì, quella invece che sei stato meno soddisfatto? Forse la Tisana. Non ti è piaciuta? No, no. Come tutti, insomma, abbiamo le nostre preferenze e quant'altro. Bene, adesso insomma poi abbiamo visto, hai continuato anche a Maratonia di Palmanova, insomma ti abbiamo visto protagonista, Sì. bene, è andata anche lì, no? Quindi poi anche la maratonina qua di Buia. Quella di Buia l'ho vinta agevolmente con 3 minuti e mezzo su Plesnicar, quindi è andata molto bene. Poi benissimo Palmanova, penso, e niente, calcolando che ho fatto un mese e mezzo di stacco, ho corso così rilassato, senza allenamento, quindi è bene. Quest'anno quindi è andata bene, dai, hai fatto delle belle cose, e il prossimo anno Coppa Friuli ci ritroviamo sicuramente, no? Cosa dici? Prossimo anno Coppa Friuli, adesso preparo le campestri per gli italiani, che sono 3 anni che con Buia ci qualifichiamo per gli assoluti di campestre, e poi qualche record italiano di categoria, oltre già quello che mi appartiene del 2005. Quindi niente letargo invernale, tu ci dai sempre sotto? Sempre, se no guai. Bene, ringraziamo Carlo Spinelli, ancora complimenti e congratulazioni a tutta l'atletica buia che come sempre, insomma, è protagonista nella Coppa Friuli ormai per tradizione, e lo sarà sicuramente anche al prossimo anno. Ci ritroviamo alle prossime, grazie, ciao. Grazie a tutti, ciao.
Bene, ecco, siamo qua adesso anche con gli amici dell'Atletica San Martino Cop Casarsa, che sono stati protagonisti a livello di squadra e anche individuale, insomma sono sempre una buona squadra che si distingue, e anche quest'anno nell'edizione 2011 sono stati protagonisti. Siamo con Giovanni Tracanelli, anche lui è andato in premiazione, no? Secondo quest'anno di categoria, quindi è andata bene. Globalmente, ma anche insomma i singoli si sono distinti, come abbiamo detto prima. Allora, un bel bilancio, siete stati protagonisti, una bella edizione anche quest'anno, sarete soddisfatti anche tu a livello personale, poi anche per la squadra. Sì, sono soddisfatto, sono venuto qua oggi alla premiazione perché forse è anche l'ultima perché sono in attesa di un intervento. Comunque no, la squadra è assolutamente un'esperienza positiva per la squadra, perché dopo diversi anni di partecipazione così in ordine sparso abbiamo deciso di partecipare, di aderire come società. E chiaramente le nostre forze non ci permettevano di puntare al primo posto, perché ci sono società, Atletica Buia in primis, con molti più partecipanti. Comunque siamo contenti, abbiamo avuto grande soddisfazione anche dalla prova che abbiamo organizzato a San Martino, che sicuramente ripeteremo il prossimo anno, e abbiamo anche diciamo, un progetto di abbinare nella stessa prova sia la Coppa Friuli che la Coppa Pordenone, su cui stiamo lavorando. Nella stessa data? Nella stessa data, stessa manifestazione, per unire i due circuiti, e chissà, nella speranza un giorno di tornare ad un grande circuito unico regionale che riunisca tutto il movimento podistico. Sì. Beh sì, bene, quindi soddisfatti, insomma anche la vostra tappa, dicevamo prima, l'organizzazione di ogni tappa è stata ottima, tutte le squadre hanno dato il meglio veramente, sia come percorsi che come organizzazione. Qual è stata la prova che ti è piaciuta di più, cui ti sei espresso meglio, tutte le tappe? Ma nella nostra ho sofferto abbastanza, non conoscevo benissimo il percorso, ma diciamo pure ho sofferto comunque. Ma diciamo che sono andato abbastanza bene alla Tisana, e sì, la Tisana diciamo in generale. Quella invece che ti è piaciuta di meno, in cui hai avuto difficoltà, che non hai ingranato? La nostra sicuro, un po' la prima prova a Bertiolo, perché l'apertura. Comunque in linea di massima Coppa Friuli comunque è un'esperienza positiva, anche perché il percorso è un percorso unico, non è il circuito, non c'è lo stress del circuito, ed è una festa per tutti, insomma. Quindi appuntamento al prossimo anno, ci sarete di nuovo come squadra, no? Ci ha già anticipato che, insomma, che organizzeranno anche la tappa del prossimo anno, quindi ci ritroveremo a San Martino. Beh, sicuramente, insomma, poi so che avete altre cose in ballo, no? Siete già in vista? Noi ci siamo già ricandidati anche per il regionale di corsa in montagna, per cui puntiamo ad un bis di tramonti, per cui vediamo. Beh, quest'anno è andata bene sicuramente, è una bella soddisfazione se vi riconfermeranno anche il prossimo anno. Bene, grazie a Giovanni Tracanelli, a tutta la squadra dell'Atletica San Martino, li ritroveremo dopo qua in premiazione e poi sulle strade della Coppa Friuli, allora arrivederci al prossimo anno. Sicuramente, grazie a voi. Grazie, ciao. Ciao. Ecco, adesso abbiamo beccato finalmente una delle nostre donne di classifica, la nostra Giovanna Mulloni, che insomma quest'anno ha ben difeso i colori nostri, un po' di campanilismo adesso ci vuole. Dunque Giovanna, una bella edizione anche per te, sei tornata bella pimpante, quest'anno hai fatto una bella edizione, insomma, direi. Un po' è andata bene, secondo posto, quindi per poco hai mancato il primo. Comunque insomma una bella soddisfazione, direi. Allora, 6 secondi mi distanziano dalla prima, che cercherò quest'anno con un po' di buona volontà. No, devo dire che dopo un po' di anni che mancavo da Coppa Friuli mi è fatto proprio piacere ritrovare delle persone, alcuni percorsi, quindi sono anche contenta del piazzamento, sì, devo dire, insperato, perché rispetto a come stavo un anno fa, devo dire che adesso insomma sto meglio, ecco, quindi conto di investire sul 2012, sì. Qual è il percorso che ti è piaciuto di più, in cui ti sei divertita di più, ti sei trovata meglio?
Quello che più mi è piaciuto è Cividale, proprio per una forma di campanilismo, perché io sono di lì, quindi no, anche perché la città comunque ha il suo fascino, e correrci in mezzo è bello, è proprio bello, infatti, sì, territori che conosco, dove anche mi alleno, quindi sì, è stato conoscevi bello. bene tutto il percorso, diciamo. Assolutamente, sì, grazie. Quello che invece ti sei trovata più in difficoltà così, sia magari tecnicamente, oppure non ti è piaciuto, non ti sei divertita? No, vabbè, avevano Tutti tutti il belli. loro. C'è stata una giornata che era particolarmente umida e quindi afosa, però non ricordo esattamente. Forse. Sì, no? No, zona Villa Manin. Ah, Codroipo. Codroipo, La esatto, sì, penultima, la sì, è penultima, che vero. era umida, è Sì, stata sì. un po' più difficile delle Sì, altre, ma sì. per il Ho messo resto. un po' di difficoltà da quel lato. Esatto, infatti, sì. Bene, il prossimo anno, dai, ci ritroviamo di nuovo, un'altra edizione, nuovo spirito, siamo ben carichi, no? Ancora non ho ancora la tabella dei progetti, ma però insomma sì, penso di sì, ecco, di esserci sicuramente. E adesso letargo invernale o continui, cosa hai in programma? Continui a fare qualche corsa così? No, smettere mai, no? Cioè letargo è difficile. Riposo, dai, così invernale. È difficile, no, anzi, lunghi, sì. Tutti lunghi. Orientata sui lunghi. Campestri tu non fai? Mai fatte, può darsi, che ne so, non mai dire mai, ecco. Non bisogna mai porre limite alle nostre ambizioni, chiamiamo così, dai, lo facciamo per divertimento. Bene, grazie Giovanna, ci ritroviamo allora sulle strade di Coppa Friuli il prossimo anno. Grazie a voi. Ciao. Ecco, adesso abbiamo qua una nostra vecchia conoscenza di Coppa Friuli, Brunello Pagavino del gruppo sportivo Natisone, che anche quest'anno è andato sul podio più alto, ha vinto la sua categoria, ha difeso bene i colori del gruppo sportivo Natisone, che comunque globalmente ha fatto una bella edizione. Allora Brunello, bene, dai, anche quest'anno? Sì, grazie, è andata molto bene, sono state delle gare molto belle, mi è capitato di vincere, grazie, e stavo dicendoti prima che Ascoltate. vinco queste gare nonostante non mangi mai carne. Infatti io sono vegano, mangio frutta e verdura e guarda un po' vinco, non solo i 10.000 metri, sono campione europeo, ma anche vinco nel triathlon, incredibile. Sì, perché quest'anno Brunello si è buttato bene nel triathlon, insomma, hai fatto delle belle gare, dai, com'è andata? Dici anche quello, dai. Ho fatto il triathlon, ho fatto 2 mezzi Ironman, che vuol dire 2 km di nuoto, 90 km di bici più maratonina, e sto preparando un Ironman a Zurigo. Chissà che non mi vada bene, posso dire che sono un Ironman vegano. Ecco, vedete, quindi insomma Brunello qua è l'esempio di che un'alimentazione alternativa, magari un po' sana, un po' magari fuori dagli schemi dei consigli che magari già abbiamo, insomma, comunque bisogna anche essere di natura così sani, forti e di spirito come Brunello, che insomma anche quest'anno ti sei divertito. Qual è stato il percorso che ti è piaciuto di più di tutto il circuito Coppa Friuli? Erano tutti belli, ma insomma. Vorrei dire che sono stati tutti belli, e anche perché ho la fortuna, grazie a Dio, grazie all'assoluto, di correre col piacere di correre, non ho mai avuto un malanno, un infortunio, per cui sono stati tutti belli. Questo è importante. Qualcuno in cui ti sei trovato in difficoltà? No, rispondi no, perché da quello che hai detto non serve neanche che rispondi comunque. No, Perfetto, no. è stato sempre bene, per cui va tutto bene così. Speriamo di continuare, per cui è tutto lì. Bene, quindi quest'anno è stato positivo anche agli europei, insomma, hai detto prima, dai. Mi è capitata una cosa stranissima, che agli europei di Lignano non ho trovato gente più forte, semplicemente. So benissimo che c'è gente più forte di me, però in quella situazione lì mi è capitato di avere un russo che mi dava il fumo, però è successo che si è ritirato 2 chilometri dalla fine e sono diventato campione europeo dei 10.000. Si è saputo che eri vegano e sono scappati. Probabile. No, scherziamo, dai. Comunque allora ci ritroviamo il prossimo anno, l'edizione del prossimo anno, 2012, sarai pronto come sempre. Sì, sarò pronto e spero di continuare a avere piacere nella corsa, ecco, di continuare a non avere infortuni, continuare a godere di questo meraviglioso sport che si chiama podismo. Beh, sicuramente, insomma, corriamo per divertirci, è quello che ci muove la testa e le gambe, no? Prima. Bene, ringraziamo Brunello, allora ancora complimenti a lui e a tutto il gruppo sportivo Natisone, ci ritroviamo a correre da qualche parte. Io ringrazio voi. Salve. Ciao. Ciao.
Ecco, adesso chiudiamo questo giro di interviste con una signora, una bella signora, eccola qua, la vediamo, Maria Elena Bracale, che merita di venire qua ai nostri microfoni per raccontarci. Di solito non si chiede l'età a una signora, ma siccome merita, adesso la signora ci dice quanti anni ha. E sono del 36, settembre del 36, quindi ho già compiuto 75 anni. Ecco, 75 anni. Quest'anno la quarta medaglia, giusto? Sì. Che mette al collo della Coppa Friuli. Ho 4 nipoti, quindi una medaglia per ogni nipote. Se no baruffano dopo. No, no, non bisticciano perché una ha 2 anni appena, quindi oggi gliela darò comunque. Ecco, possono stare contenti e orgogliosi della nonna. Sì, cerco di insegnare anche a loro che devono correre, devono muoversi, non devono stare seduti, devono giocare, sbizzarrirsi per mantenersi bene, per poter mangiare i panini, però si deve correre, smaltire. Certo, bisogna consumare. Dunque, insomma, ti è piaciuta questa edizione? Ti sei divertita anche quest'anno? È andata tutto bene, no? Mi pare. Friuli mi trovo molto bene perché ci sono molte, sono 7 o 8 gare, ci si trova tra amici, si corre, sono le gare tutte piane, qualcuna con qualche salita, bello, ci sono anche pochi chilometri, 8-9 chilometri, quindi si è sempre in grado di farli. È bello, e specialmente per la mia età, ogni volta che vado a una gara sono contenta. È una vittoria comunque? Sì, cerco di mantenermi, di continuare, perché andando solo con la maratonina, che mi hanno insegnato loro, ho avuto la costanza di fare lo stretching che mi hanno insegnato, quindi ogni mattina io mi faccio lo stretching e quando posso vado fuori a correre. Quest'ultimo anno non potevo uscire, mi sono presa la pedana a casa, quindi non mi trascuro e mi mantengo bene, posso fare tutte le cose che devo a casa. Mi sono anche pitturata tutta la casa, le imposte, le finestre fuori per dentro e tutto. Appunto, ho la salute e faccio tantissime cose. Perché questa signora non si accontenta di fare 8 chilometri, no? Fa anche le maratonine. Adesso cos'hai in programma? Dai, parliamo del futuro. No, qualche maratonina ancora spero di poterla fare. La prima ero tanto stanca quando sono arrivata dopo che ho detto non la farò più in 2 ore e 16. Invece dopo 15 giorni mi è venuto di nuovo la voglia di correre e ho detto no Marilena, tu puoi continuare, hai la forza e continua. Ed ho continuato ed ho sempre migliorato finora. Ad ogni maratonina ho migliorato. Bene, allora adesso ci prepariamo per il 2012, anche l'edizione del 2012, abbiamo già sentito adesso qualche anticipazione. Spero di poter venire perché un anno non sono venuta perché ho mio marito purtroppo che devo seguirlo molto e non sempre una donna può. Vedo che i maschietti invece quando vanno a casa si riposano e possono fare forse più corsi. Io vado a casa, devo preparare il pranzo, lavorare. Per noi è diverso. Però si riesce, sono contenta, proprio contenta di essere una sportiva. Sono stata sempre sportiva, ho sempre amato lo sport, ho sempre corso, adesso anche ai nipotini ho insegnato a tutti ad andare in bicicletta senza rotelline, appunto perché ho la costanza e la forza, sì. Bene, penso che non ci sia da aggiungere altro perché l'esempio di queste persone che con tanta passione, con tanto impegno, perché ci si deve anche impegnare per raggiungere questi risultati a questa età così, insomma, speriamo che serva da sprono per chi è più giovane o per chi vuole magari provare a iscriversi a Coppa Friuli, venite perché insomma prendete esempio da questa signora che ritroveremo anche il prossimo anno. Ci sono i posti dove poter andare, imparare e seguire, perché se alla mia età mi fossi sognata tanti anni fa ad andare, mi avrebbero chiamato la Croce Verde, i tempi purtroppo erano così, adesso siamo più liberi e abbiamo capito molte cose in più e possiamo fare. Bella cosa. Sì, molto. Io sono grata a tutti quelli che mi hanno insegnato, che mi hanno tenuta con loro, che non mi hanno riso, perché io
a 70 anni, quando ho incominciato, mi sono sentita un po' a disagio. Invece no, perseveri e ho perseverato, sì, queste persone qui mi hanno aiutato. Certo. Non basta la buona volontà, bisogna avere anche le persone che insegnano e che seguono. E ci sono tante società e queste cose se le trovano. Sì, sì. Bene amici, quindi avete sentito le parole della nostra amica Maria Elena, insomma prendete esempio, prendete questi esempi e teneteli a mente per fare dello sport con lo spirito che questa gente insomma ci insegna anche a noi tutti. Bene, grazie Maria Elena, ci diamo appuntamento alla edizione del 2012 allora sulle strade, grazie, ciao. Bene amici podisti, avete visto, abbiamo archiviato anche questa cerimonia di premiazione, un bel momento in cui ci si ritrova tutti insieme, vecchi e nuovi amici qua, ci ritroviamo per chiudere la stagione. Io ringrazio tutti quanti anche questa volta che ci avete seguito, tutti quelli che hanno guardato i video, insomma speriamo che sia servito, che vi siate divertiti, speriamo di avervi invogliato a provare a iscrivervi, a partecipare a questa bellissima manifestazione. Io vi ringrazio, vi do appuntamento come sempre al prossimo video, alla prossima edizione di Coppa Friuli. Stiamo già lavorando su cosa fare, abbiamo già qualche idea ma non vi dico niente, insomma vi farò sapere, state attenti che ci ritroveremo sicuramente. E vi do appuntamento quindi al prossimo video, come sempre vi lascio con la mia solita frase, buoni allenamenti, ci si ritrova qua e là sulle strade del Friuli a correre, grazie, ciao!